Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati su una nuova puntata di Manor Lords. Allora signori, ci eravamo lasciati con l'attacco dei banditi appena sbarcati, dovrebbero essere da queste parti, eccoli qui. Da queste parti sono i briganti, sono veramente numerosi, sono circa 36 uomini e noi abbiamo un esercito veramente molto scarno, ora di 20 unità e la stiamo rischiando parecchio se dovessero venire ad attaccarci. Qui abbiamo il maniero che però è completamente da costruire, quindi questo è un gravissimo problema. E abbiamo problematiche di cibo, abbiamo solo 5 mesi di cibo, insomma ragazzi bisogna darci una mano. Tra l'altro voglio andare a vedere un attimo i vari villaggi, guardate questo come è fatto bene dal punto di vista anche abbastanza del design. Devo dire che Greg e il suo team hanno lavorato veramente sodo per portarci una IA che è completamente intelligente e che sia brava, diciamo, nel loro lavoro. Addirittura hanno già la fornace con la miniera profonda, questi, veramente molto male per noi. Questo è l'altro villaggio, guardate anche che bello graficamente, proprio da vedere, molto espanso, saranno tantissime famiglie, anche qui una miniera profonda, non vedo però forse la fornace, eccola qui, fornace di argilla. Bel casino ragazzi, anche qui non sono messi male. Carino, ah il maniero l'hanno fatto sulla collina. No vabbè ragazzi, ma qui è un livello next level. Qui addirittura hanno il maniero, male per noi. E qui invece è l'altro villaggio, l'hanno costruito proprio all'uscita, diciamo, sul limite. Secondo me non è una mossa intelligente, anche perché qui entreranno i banditi e si troveranno subito le case da bruciare. Questo è sicuramente forse il villaggio dal punto di vista delle costruzioni più debole. Però, insomma, anche qui è bello esteso, molto esteso. E il nostro invece è abbastanza scarso, direi. Allora, siamo messi abbastanza male, abbiamo pochi cittadini rispetto a loro, loro stanno veramente andando alla velocità della luce. Qui abbiamo un giacimento e un altro giacimento non ancora utilizzati. Non abbiamo uomini, ne abbiamo solo 20, loro ne avranno come minimo il triplo di noi. Insomma ragazzi, dobbiamo darci una mossa perché adesso basta cincischiare, dobbiamo sicuramente muoverci per poter andare avanti in questo gioco. Allora, se vi ricordavate avevo sbloccato le lance nello scorso gameplay, a questo punto le porto almeno fino a 5, anche 6. Vado a sbloccare subito il commercio prima che io finisca i soldi. Vado a importare e anche qui ne importo 6. Questo ci darà sicuramente una mano finché abbiamo denaro. E voi dite, sì, ma tu denaro non ce l'hai. Vero, vero. Quindi cosa significa? Che andremo a caccia di banditi. Come vedete ce ne sono ben 1, 2 e 3 a disposizione. Andremo a colpire il primo, questo qui, di banditi. E poi andremo a vedere... e poi cercheremo insomma di recuperare il più denaro possibile e anche tutte le, come si dice, l'influenza per poter sbloccare poi un altro territorio. Siamo a 360 che non è tantissimo, però sicuramente ecco questo è il vantaggio che abbiamo noi, che abbiamo un'influenza abbastanza elevata. Come penso di fare tutto questo? Beh, sbloccando tanti burgage, quindi iniziando a produrre veramente tanto personale. Assolutamente. Qui ne vedo 3. Va bene. Ne potrei fare o 2 così e questo senza giardino, così mi diventerebbe quindi sì, teniamolo così, così ho un poco più di giardino negli altri. Vediamo se lo riduco ancora un po'. No, non è possibile. Allora, teniamolo così. Andiamo a costruire subito 3 case, ovviamente la precedenza ce l'ha però la costruzione del maniero che è già altissima. E poi andiamo a fare anche questa in modo tale da portare dentro più gente possibile e cercheremo poi di sbloccare delle case, tipo questa casa qui non ha ancora niente, quindi facciamogli costruire gli animali e vediamo poi, anche questa mi sembra senza animali, quindi andiamo a fare il recinto per gli animali e basta, e incrociamo le dita ragazzi. Ah, a proposito, cercheremo anche di sfruttare la cava, quindi spostiamo il personale e gli diciamo: tu bello zio, mi devi tirar via gli alberi intorno alla cava. E vado a farlo anche per quanto riguarda, visto che ormai il maniero più o meno ci siamo, vado a farlo anche qua, in modo tale da recuperare più legna possibile.
e abbattere più alberi, perché vi ricordo che non ho intenzione di costruire le strutture senza aver abbattuto gli alberi. Qui abbiamo ancora una piccola risorsa di funghi da andare a prendere, quindi andiamo a recuperarla. Poca roba, ma ci può servire. Intanto andiamo avanti. Ok, qui non c'è nessuno, va bene. E incrociamo le dita per quanto riguarda i combattimenti. Però secondo me se li smazzano loro. Ho usato un altro esercito. Ah, ok. E qui, adesso vediamo. Ah, ho 2 eserciti da 36, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Ma hanno anche i cappelli, fatemi vedere. No, questo no, ok. Non, diciamo sono come noi. Non hanno i cappelli loro, ma cioè gli elmi, ma siamo messi male. Vedo comunque che l'IA si sta muovendo verso questa parte, quindi noi dovremmo essere salvi. Allora, iniziamo a reclutare gli uomini qui. Dov'è l'altro accampamento? Qua. Allora, reclutiamoli in questa zona. Non voglio che corriate. E secondo me dovremmo essere salvi. Poi una volta che è arrivato il maniero avremo comunque 5 unità in più, belle corazzate. Ma ci vuole ancora tantissimo. E tantissimo ci vorrà anche per la costruzione di tutte le fortificazioni. Ah, ragazzi, la vedo dura, la vedo dura, la vedo dura, dura, dura. Va bene, ma noi siamo fiduciosi. Andiamo avanti. Eccoli qua i nostri uomini. È stata avvistata un'unità nemica, dove? Ok, qui. Ok, perfetto. Se le staranno dando di santa ragione. 17, 15, vedo. Ok, altra unità. Eccola qui, l'altra unità. Ma dove sono? Ah, ok, quindi... Ok, sono sparite nella boscaglia. Comunque questo conferma che noi siamo salvi. Quindi raduniamoci per favore. Dai, andiamo un po' veloci. Tanto qui non so se scende la barra, vediamo. Della stanchezza. Sembrerebbe di no. Finché non si sono radunati, no. Un altro esercito? Ah, ok. Ok, sempre loro. Peccato che non gli ha bruciato niente. Speriamo che gli abbiano fatto fuori un po' di villagers. Però non ne sono sicuro. Dai, andiamo avanti con le varie costruzioni. Qui hai fatto, tu hai preso i miei funghi. No, non ancora. Ok. Poi vorrei fare diversi magazzini in giro, adesso. Ah, qui stiamo già perdendo un po'. Ok. Cerchiamo di recuperare un po' di cibo dalle varie strutture. Io vorrei sapere dov'è finito il mio bue. Ecco, rivendicazione in corso. Attenzione, Wyrnitz, la nostra. Ok. Dobbiamo... perché li hanno sconfitti per quello che hanno recuperato, maledetti. Allora, andiamo verso questo villaggio e cerchiamo di trarre il più vantaggio possibile. Prima che facciano le rivendicazioni, perché non sono sicuro di poter recuperare quello che c'è all'interno senza rivendicazione. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, dovete sopravvivere, non dovete farvi battere. Perché sennò qui sono messo male io dal punto di vista militare. Ci sono 3000 cose che dovrei fare, ma non ho tempo per fare nulla. Andiamo avanti, leggermente veloce. Tanto non è arrivato neanche un familiare da noi. Fatemi vedere se intanto i funghi no, ce ne sono altri. Ma io l'ho messa la famiglia, no? Sì, boh, non so. Stanno dormendo, non so cosa stanno facendo. Ok, loro arrivano verso di noi. Vediamo che modificatori ho. Ok, nessuno. Quindi mettiamoci qua in doppia fila. O una fila unica forse mi converrebbe fare. Facciamo una fila unica. E ci mettiamo in formazione con un muro di scudi. Efficacia siamo già a 101. Fatemi vedere. Coesione e stanchezza. Beh, però stanchezza, chi se ne frega. Non siamo in salita, non sono in discesa. Ok, dovremmo essere pronti quando loro arrivano. Sono lì. Ok, davanti a noi. Intanto continua la rivendicazione. Forse sono leggermente in discesa io, però vabbè, ormai. E siamo a 121 di efficacia. Ok, primi scontri. Rallentiamo.
Primi scontri, vediamo un attimo. Ok. Ok, dai, fateci sognare, non riesco neanche a dirlo. Fateci sognare, signori, dai, dai, dai. Forza. Menateli, menateli, dai, avete gli scudi, avete le lance, che sono le armi più potenti da mischia. Dai. Forza, ragazzi. Non vedo neanche un uomo, noi stiamo perdendo di efficacia. E loro sono più efficaci di noi. Come mai questa perdita? Lo spingono, spingono, signore, la formazione... Formazione spingono, spingono. Dai, ragazzi, non è possibile. Come fanno a spingere così tanto? Ok, ok, morti 2, perfetto. Quindi ne abbiamo un punto con sicuramente più danno. E infatti ne muoiono altri, perfetto. Ok, perfetto. Abbiamo recuperato qualcosa sull'efficacia. Ok, continuano a morire loro. Dai, ragazzi, non moritemi. Continuano a morire. Dai, ancora due, ancora due, ancora due. Circondateli. Ok, perfetto. E non abbiamo perso niente, signori, perfetto. Corriamo immediatamente al campo prima che la rivendicazione ci tolga queste risorse. Anche se non so se è così, però fatelo, ragazzi. Fatelo. Partite, per favore. Dove siete? Ok, sono partiti. Ok, questo ci darà un po' di proventi di denaro e sicuramente qualche risorsa da utilizzare. Cibo non siamo messi proprio un fiore. Io questa famiglia qui non capisco perché non arrivi. Che cacchio sono? No, non si vedono proprio attraversare, proprio zero. Dovrei comprare anche più capre, ma no, adesso non c'ho tempo. Teniamo la costruzione, o che sono impegnati magari nella costruzione, non lo so. Ok, perfetto, ragazzi. Inviamo le risorse alla città più vicina. Ok, ci è arrivato pietra, argilla. Questo credo che sia il miele e la ricchezza di 104. Buono, 104. 104 è ottimo. Torniamo indietro molto velocemente e diamo il disband. Ok. Tanto lui sta recuperando la regione, maledetto. Vabbè. Finché non arrivano un'altra ondata di banditi, noi dovremmo essere a posto, Un altro accampamento di banditi è stato avvistato. Dove? Ok. Vicino alla nostra legione. Questo ci dà sicuramente un aiuto. Ok, potrebbe essere il prossimo da andare a catturare. Adesso facciamoli rientrare molto velocemente, tanto l'efficacia ormai è andata. Perfetto. Ok. Dai, ragazzi, perché non mi dai a rompere i ranghi? Ok. Rompiamo i ranghi in modo tale che ritornino a lavorare. Magari qualcuno che si ferma qui a raccogliere i funghi, no, eh? Ma che, figurati. Va bene, dai. Andiamo avanti con la costruzione. Abbiamo perso già un territorio, signori. È così. Non ci possiamo fare nulla. Andiamo avanti. Qui abbiamo 7 mesi. Ok. Però questo ci porterà ad avere più armi in assoluto. Ottimo. Senti, io non riesco a capire perché questi non arrivino. No, ok, qualcuno li sta raccogliendo. Ma dov'è la famiglia, scusate? Ok. Ah, uno era probabilmente uno che rientrava dei loro. Non lo so, no, non credo. Vabbè, comunque li stiamo raccogliendo, dai. C'è un po' di lag, di freeze su questo gioco. Ok, costruzione del Burgage terminata, perfetto. E andiamo di maiali in modo tale da avere più cibo perché ci servono. Ok. Fammi vedere. Qui l'ho già cliccato. Boh, lo riclicchiamo. Ok, perfetto. Burgage potenziato. Anche qui facciamo il recinto per gli animali. Adesso abbiamo spazio per un po' di persone. Dovrebbero arrivare. Qui siamo a 5. Ah, ci saranno 4 funghi maledetti. Raccoglieteli, porca miseria.
Allora, acceleriamo un po'. Gli assi ormai non valgono più niente, figurati. Qua sarebbe interessante da tirar su, ma adesso aspettiamo un attimo. Ok, abbiamo consumato diversi assi, ma perché li utilizziamo per costruire. Va bene. Ragazzi, dobbiamo aumentare la produttività. Dobbiamo aumentare la produttività. Comunque le case hanno cambiato molto dalla scorsa patch, sono molto più bilanciate. Si vede che hanno voluto metterci metterci comunque un discorso di attenzione sul bilanciamento, perché mi ricordo che le case producevano veramente poco. Adesso ho fatto dei terreni che non sono neanche così grandi e comunque siamo in pole position con la produzione di cibo. Qui continuiamo a bruciare legna, eccetera. Non mi basta più il carbone, eh? Mi sembra di notare questa cosa, però andiamo avanti. Siamo a 110 di ricchezza regionale. Qui c'è un carretto che arriva. Vediamo se ci dà informazioni su quello che trasporta. No. Questo sarebbe interessante vedere anche delle animazioni, comunque quello che trasporta sul carro, anche dal punto di vista visivo. Vediamo adesso che entra. Vediamo cosa succede al nostro magazzino. Più 16 abbiamo venduto. O comunque il bilancio complessivo è stato così positivo. Anche noi dovremmo comprare un cavallo, però ragazzi non abbiamo abbastanza soldi. Ok, qui sta costruendo tutto, perfetto. Ok. Ok, anche qui la casa. Facciamo i maiali che ci danno più cibo. D'altronde ci serve cibo adesso, ragazzi, perché altrimenti finiamo male. Ok. Qui ci mancano famiglie che costruiscano. Ok, i funghi sono in crescita, continuiamo a recuperarli. Qui continuiamo a produrre lana. Ma c'è da qualche parte qualche lavoro che posso togliere nel personale, no? Ho bisogno di che queste case siano costruite. Per favore. Per favore, mettimela altissima. Che lo sono impegnati qui. Allora, abbassiamolo di uno, facciamo molto alto in modo tale che mi vada a fare la casa. E anche questa è solo da costruire, ragazzi. Anche questa la mettiamo altissima, in modo tale che si dirigano qua. Ok, è partita la prima casa. Finalmente sono decisi a costruirla, dopo 20 anni che gli avevo dato ordine. Qui a funghi come siamo messi? Continuano a crescere, quindi probabilmente è la stagione. Vabbè, ci dà più cibo. Infatti è aumentato il combustibile, ma è il cibo è diminuito. Va bene. Ok, costruiamo più case. Ok. Perfetto, prima casa andata. Dai, non c'è una famiglia che vuole venire a vivere questo bellissimo villaggio? Eh? Che questo sarebbe da fare un upgrade. Fatemi vedere il magazzino. Ce l'abbiamo lontanino, con un sacco di risorse però. Ok, costruzione della casa terminata. Dai, perché non arriva un'altra famiglia? Ricordi indelebili, nessuno, disoccupazione. C'è della disoccupazione nel mio villaggio? Incredibile, come è possibile? Tanto siamo a zero. Abbiamo comprato tutto. Sì, abbiamo comprato, ma qui non vedo il numero, non vedo le spade, le cose arrivate. Qui vedo il numero minimo di persone. Andiamo male. Ok, perfetto. Fatto anche il terzo garbage. No, burgage, scusate. E adesso andiamo sulla costruzione, continuiamola. Qui siamo sempre a 3, 2, 8 in crescita mi dà. Allora, togliamo adesso delle famiglie da qua. Facciamo crescere i funghi un pochino.
Andiamo a boostare un po' la produzione. Oh, finalmente è arrivata una famiglia, porca miseria, finalmente. Allora, questa nuova famiglia mi deve assolutamente costruire, eccola qui, una miniera e me la deve fare qua. Però a questo punto io farei così e poi vado a costruirmi una strada qua. Ok, con questa strada io qui ci vado a costruire la miniera. Ok, perfetto. Ottimo. Stiamo salendo di popolazione per capire dove stanno questi di casa che sono saliti di popolazione. Forse qui 2 4 4 0. Vabbè, non abbiamo denaro. Ah, a proposito di denaro, andiamo a attaccarli. 24, ottimo. Ok, andiamo a attaccarli. Ok, esperienza più 25, perfetto. Dai, dai, dai. Qui media, va bene, media però. Ok, qui sta andando velocissima la costruzione, ragazzi. Con 3 costruttori si va alla grande. Qui stanno salendo i funghi. A breve li andiamo a riprendere. Ok, manca uno. Dai, uno solo. Non correte, per favore. Ok, 24. Andiamo a prendere il campo di banditi che sta qua. Mettiamoci. Secondo me anche qui su un'unica fila. Prima ha funzionato, lo andiamo a fare anche qui. Anzi, forse qualche fila in meno, perché loro sono comunque 18, 19. Quindi non è che... Non correte, per l'amor del cielo, per favore, che fretta non ne abbiamo. Dai, ragazzi, ma perché non mi fate questa costruzione? Cosa vi manca? Ok, perfetto. Adesso abbiamo anche il Comiatus. Perfetto, che sono molto forti. Qui andiamo a mandare una delle famiglie. E adesso costruitemi questo. E dopodiché vi faccio costruire la fornace, dai. Dai, 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 forza ragazzi. Qui abbiamo detto facciamo gli animali. Ma c'è una famiglia qui? No, non ancora. Non ancora. Sì, sono le 3 case libere queste. Dai ragazzi, forza. Voi... Muro di scudi, ragazzi. Ok, madonna, sono andato a velocità un po' troppo elevata. Ok, ce l'abbiamo fatta prima che arrivi l'impatto. Perfetto. Ok. Ok, attenzione a questi che fanno l'aggiramento, questi briganti qui. Alle spalle. Aia, colpito il nostro qui alle spalle, maledizione. Però qui 3 contro 1 per noi. Direi che, infatti, guardate, adesso i nostri aggirano. Sono i nostri che adesso aggirano. Qui c'è una gira ritirata. Non so cosa stiano facendo, stanno andando avanti e indietro qui, va bene. Dai, 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 forza ragazzi. Ok, adesso ci siamo rimessi un po' in fila. Ok. Ok, forza. Il muro di scudi comunque non male, Rallenta l'unità ma subisce l'impatto. Questo dove è arrivato? Dove, vabbè, non si sa dove è finito. Comunque i briganti hanno molta più efficacia rispetto a noi, Questa cosa non so se l'avete notata, ma hanno molto più efficacia. Però il nostro numero è soverchiante. Speriamo di non perdere ancora nessun cavaliere, nessun soldato. No, ne abbiamo perso due, ne abbiamo persi. Porca miseria, 2. Un sacco di soldi in meno. Vabbè. Dai. Porca miseria. Che poi non è che mi dispiace per i villagers. No, no, mi dispiace che abbiamo perso gli uomini. Andiamo a recuperare anche questa. E poi bisognerebbe andare a prendere anche questi. Ok, intanto siamo a 2 costruttori. Qui l'abbiamo fatto. Qui com'è la situazione? Così così. Noi abbiamo il segantino. Ah, non abbiamo più assi. Abbiamo un sacco di assi però in realtà. Un sacco di assi. Bisogna metterne un po' qui, un po' qui. Vabbè, teniamolo così per adesso.
Dovrebbero fare una struttura che ti fa recuperare le armi nelle battaglie. Inviamo le risorse alla città più vicina. Solo 95 di denaro. Vabbè. Poca roba purtroppo. Allora, vediamo. Il confine più vicino è qua. Quindi andiamo di qui. Anche di corsa, perché poi li disbandiamo. Ok, abbiamo speso già 48 denari per prendere 4 lance. Allora, a questo punto però 22, vabbè, 22 teniamoceli. Ci saranno un po' di famiglie in lutto, fatemi vedere. Edifici amministrativi di disoccupazione. Ma come fa a esserci disoccupazione, ragazzi? Cioè... Ah, perché ci sono famiglie non incaricate, per quel motivo qua. Allora, diamogli lavoro. Facciamo fare un po' di fili, che male non fanno. Allora, in realtà io volevo questa costruzione. Ok, perfetto, è arrivata un'altra famiglia, perfetto, giusto. Just in time. Ok, quindi se è arrivato il Burgage. Dove è arrivato? Mi sa che è arrivato qui. Però è proprio la casa che non mi serviva col Burgage. No, non lo so, quante? Due. Non mi fa vedere quali case. Però secondo me è questa, perché ha carne e pesce. Questa non ha niente. Ok, l'unica che non ha ovviamente esatto. L'unica che non ha ovviamente il giardino. Ma che bella notizia. Ma che bella, vabbè. Ragazzi, pensate di fare qualcosa qui o state a guardare? Non lo so. Intanto stiamo scendendo un po' per quanto riguarda il numero di mesi per il combustibile. Allora, aumentiamo un attimo, invece di 20 facciamo un 30. E qui facciamo una riserva di 5 di combustibile. Ok, ci sarà un rallentamento della parte economica, ma tanto lo facciamo da qua. Qui questi li andiamo a disingaggiare assolutamente. 21. Non so capire perché 21, però vabbè. Sono persi le armi nel frattempo, non lo so cosa stanno facendo, va bene. Ok. Animali selvatici. Ok, mi servirebbe una persona in più qui alla segheria, però... vabbè, adesso teniamola così. A questo punto facciamo un segantino che ci costruisce un po' di assi. Abbiamo ancora 31 assi. Ok. Ok, arrivano quelli con i buoi. Qui sì, qui avevo già messo al massimo. 100 di denaro. Comunque 25, 25 non male, ragazzi, per l'esercito. Adesso finalmente lo stanno costruendo. Grazie, gentilissimi. Anzi, prima di costruire questo andate a fare questo miglioramento. E poi mi costruite una fornace. Aspettate, fornace, eccola qua. La fornace, no, non è questa. Aspettate, cos'è? Questo qui cos'è? Conceria? Fornace per calce. Questa è la conceria, le pelli per produrre cuoio. Ok, che è un'altra risorsa che potremmo vendere facilmente. Mettiamoci qui questo. E andiamo a prenderci, andiamo a fare un po' di stradina qui. Ok, è arrivato un altro colono, perfetto. In quale? Sarà qui? No. No, non so capire dove sono arrivati. Ah, probabilmente quelli, gli uomini che abbiamo perso, probabilmente. I militari che abbiamo perso. Sì, probabile. 4 scudi e un legno qui. Ok, andateveli a prendere allora direttamente al magazzino. Perfetto. Nuova famiglia si è trasferita, credo che sia questa, sì. Allora, andiamo a fargli le caprette. Ok, il legname ce n'è abbastanza ancora, ma dobbiamo ancora disboscare tutta questa zona. Quindi, insomma, qua potremmo fare addirittura una strada che arriva qui, che arrivi qui al centro. La facciamo più avanti. Continuate a disboscare tutto. Qui addirittura voi vi potreste fermare a questo punto.
E andate a togliere questa zona qua, per favore. Ok, questa zona qui. Ok. E qui lasciamo solo il rifugio. Questa altissima l'ho fatto, ok. E poi c'è questa, la fornace. Dai, dai che voliamo, dai. Papete. Dai, papete. Allora, intanto, quanto abbiamo di influenza? 1,3. Allora, signori, io direi far così. Reclamiamo questa qui, perché è vero che c'è ancora i funghi. Il clay, che non è proprio il massimo. Lo stone 114, ma qui abbiamo il sale. Sì che, vabbè, non è proprio una grande risorsa. Qui abbiamo il pesce, ok, va bene. Altrimenti qui abbiamo lo stone, pesce, briganti, i berries, che è proprio una cagavolata, e il clay, va bene. E questa però è troppo lontana per ora. Clay, iron, e sono ricchi di stone. Ah, questo è interessante, però a questo punto tra le due io mi prendo questa, quindi rivendichiamo con l'influenza, sì, e noi signori ci lasciamo con questa rivendicazione. Vediamo nel prossimo gameplay cosa riusciremo a combinare. Ce la siamo scampata fino adesso, nonostante i pronostici negativi di qualche persona. Signori, gameplay l'ho perso. Fatevi sentire qui sotto nei commenti, solito like e hype se vi piace questa serie di contenuti e volete che la serie continui, e soprattutto incrociamo le braccia e le dita, perché signori, le dita per ovviamente per portarci fortuna, le braccia per fare scudo contro chi ci vuole male. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.